Onorio, palla per Cadu, c'è un contatto, si combatte, ancora palla in out. Onorio per Cadu, ancora palla fuori. Un batti e ribatti in questo avvio. Alla battuta la new entry casa Cadi Antincendi Futura. Cadu, finalmente siamo anche in diretta su Divisione Nazionale Calcio a 5. Ci siamo persi il gol, per chi si fosse collegato soltanto in questo momento. Gran bel gol di Andrea Falcone, tutto volontà, ha bloccato il risultato, un forte la Futura, si riparte da Palazzi, in diretta al Palattino di Lazzaro, la sfida tra Cadi Antincendi Futura e Idria. Arriva per un attimo Pedro Mendes. 47 da giocare. Scopellini mette pressione alla Rupa con Cadu, Scopellini cerca l'assist per Cadu, Idria prova a uscire con Fanelli, la palla ancora lì da Rupa. Onorio, botta, Palazzo c'è e poi la salva come può William Poppa. Lieto ritorno per la formazione dell'Idria, tanto forcing per una Futura motivatissima, amici sportivi. Tocco velenosissimo, palla fuori. Una volta pallone per l'Idria. Banda. Pompa per un attimo, ribaltamento di palla. Ora nel mezzo. È entrato anche Ariel Pisetta e questa è una lieta notizia per la formazione giallo-blu. C'è il vantaggio di un gol con la segnatura di Andrea Falcone, con Pedro Mendes che ha accompagnato al gol una palla che probabilmente era già entrata, ma chiaramente finta e doppia finta per William Poppa, la Rupa Scopelliti, Peppe Scopelliti di punta e un batti e ribatti, la palla è ancora per Fanelli, lo blocca Cadu, grintosissimo Cadu. Nel frattempo Scopelliti col calcione manda un po' tutto in tilt il crono. Cadu si chiarisce con gli arbitri, ricordando che gli arbitri sono i signori Davide Zingariello e Lupo di Palermo. Con Mancuso al cronometro si gioca. Ancora palla in out, grandissimo forcing per la Cadi Antincendi Futura. 14 e 28. Umberto Onorio alla battuta, sportellate tra Fanelli e Pisetta, tanta voglia di Pisetta ovviamente di dimostrare dopo un infortunio molto fastidioso. Ancora Spintoni, ne esce Parisi, non può rischiare Paolo Parisi, la fiondata, c'era anche un sovrannumero, sarà rimessa ancora una volta per i colori giallo-blu. Caia il presidente Nino Malamaci davanti alla sua panchina, Tonino Martino a disposizione un bel po' di atleti che andremo a riepilogare tra pochissimo. Seguiamo la live, attacca Idria, si immola Pisetta cerca il calcione, non ci riesce, sportellate e fallo di Pisetta su William Poppa, un giocatore rientrato da Cagliari proprio in questa stagione in casa Idria. Allora per l'Idria a disposizione ci sono Mastrovito col 28, Fusco col 20 e Valentino Ricci col numero 8, Segovia col 10, Porzelli con l'11, Semeraro che era in campo col 13. E ci siamo, sarà punizione proprio Segovia, prontissimo alla battuta insieme a Fanelli. Per la Futura Scopelliti è rientrato in panchina, accanto a lui Pedro Mendes, anche lui è partito nello starting five. Alessandro Squillaci che è rientrato dopo la squalifica, Cristian Melito, Andrea Falcone, Domenico Duriano, giovane talento insieme a Ramondino. Botta con l'assist pericolosissima la formazione dell'Idria.
14 minuti e un secondo ci ha provato Giuseppe Fanelli. 14 minuti e 5 al termine del primo tempo. Quello che sentite in sottofondo è l'urlo dell'ormai tifosissimo del mondo dello sport nostrano Tommaso Buffon, tifoso anche nazionale italiana di calcio di Gennaro Gattuso. Pisetta cerca la banda, non ci riesce, è entrato anche Vitigno, la ruba Onorio per un attimo, bravissimo Umberto Onorio, poi la fa scorrere, rimessa Futura, se la ride insieme al suo avversario Segovia. Si riscalda Pedro Mendes nel frattempo, ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Ariel Pisetta per Cadu, non riesce il gioco aereo a Pisetta, ma c'è il fallo del numero 9 Giuseppe Fanelli. Il bomber 1-0 il risultato, se la palla per la Cadi Antincendi Futura, alla battuta Umberto Onorio, servito Pisetta, Vitigno cerca l'assist illuminante, non ci riesce, la palla viene accompagnata direttamente in out dalla formazione ospite. Si può ripartire 1-0 il risultato a favore di giallo blu di casa. Cadu per Onorio, ancora Cadu, ora Vitigno all'indietro per Paolo Parisi, non rischia, serve Onorio, lungo linea, Pisetta per un attimo, combatte Idria, tutta la panchina vuole tantissime Vitigno, il solito combattente in mezzo al campo, sportellate in mezzo al campo, è rimasto a terra Vitigno, forse per una botta in testa ma si è già rialzato, palla fuori, protesta Vitigno, attenzione, l'arbitro vola nella panchina dell'Idria probabilmente a tranquillizzare gli animi. Partita già molto calda, Fanelli e Segovia sono veramente caldissimi all'interno di questo venerdì sera a Marchio Calabrese. Si può ripartire Onorio, Umberto Onorio da capitano, complice dell'indiscutibilità di Gian Cividini, palla al mister Tonino Martino. Andremo a riepilogare anche tutte le indisponibilità da una parte e dall'altra strada facendo, ma è tempo di raccontare questa sfida in vantaggio della Futura. Eccolo con l'autore del gol, Andrea Falcone, fallo brutto, ammonito, molto nervosa Idria, fin troppo, ammonito Valentino Ricci. Falcone si è già rialzato. Alla battuta Cadu, la formazione pugliese è già schierata, prende la rincorsa il giocatore brasiliano, nipote di Vampeta. Cadu, botta fuori di poco al lato. 12:36. Sarà punizione per Peppe Scopelliti e per la Cari Antincendi Futura. Cadu ci ha provato, palla alta. Si gioca, palla l'Idria. Non le mette estrema pressione la ruba. Guadagna un calcio d'angolo, bravissimo Andrea Falcone. Non solo gol per lui, con la testa sulla sfida. Alla battuta Peppe Scopelliti. Cadu, Onorio da un passo riesce a trovare il guizzo vincente. Pericolosissima la Futura, ancora una volta, questa volta con Onorio veramente da un passo. Al momento il dominio Futura nonostante le assenze dei vari Simone Mille. La Pasquale Torino ci sta venendo a salutare adesso, nel frattempo sportellate. Fallo di Cadu, dice l'arbitro? No, fallo su Cadu. Fallo su Cadu, ammonito il numero 13 Semeraro. Cadu voleva qualcosa in più e guarda l'arbitro con aria abbastanza interrogativa. Dovrebbe essere punizione Futura, se non vado errato, con Onorio che ha già preso la sfera.
veramente invitante, in estrema difficoltà l'Itria questa sera, con Fabro nei due arbitri. Time out, sì. Time out chiamato dai pugliesi, da Mr. Blue, per riorganizzare chiaramente le idee. Troppo nervosa fino al momento la formazione dell'Itria. Ricordavamo prima le assenze numerosissime per la Cadia Antincendi Futura, orfana questa sera del capitano Giancarlo Cividini, che si è fatto male durante l'azione del gol di Pescara. Gol dopo 12 secondi realizzato da Andrea Falcone, che ha replicato questa sera dopo pochi minuti. Non c'è Pasquale Torino, come raccontavamo poc'anzi, si attende il recupero di Ficara, giovane di ottime speranze. Ovviamente procede con il recupero anche Simone Minnella. Nella formazione under invece è tornato al gol nell'ultima contro la Maestrelli il capitano Gabriele Squillaci, attendendo chiaramente il suo ritorno anche in prima squadra. Questa sera invece in panchina è ritornato, come raccontavamo poc'anzi, suo fratello Alessandro, inserito più volte nelle formazioni giovanili nazionali. Pronti per ritornare sul terreno di gioco. Semeraro con la numero 13, Ricci con la numero 8 sul fallo poc'anzi, con la 22 c'è Andrea D'Aversa, insieme a loro il Bomber Segovia. In porta c'è chiaramente classe del 2005 Pasquale Palazzo. Punizione molto invitante per la Cadia Antincendi Futura, Peppe Scopelliti sul pallone. Un assist per Cadu, non so se c'è stata una reazione, sembrerebbe di no. Tiro direttamente in out per Cadu, non protesta nessuno, quindi probabilmente è stata soltanto un'illusione ottica. Scopelliti cerca un piedino e pressa alto il team di Tonino Martino e Umberto Onorio. 11:57 da giocare, sarà rimessa per la formazione pugliese. Prova a impostare il gioco, cosa che sta diventando davvero complicata. La palla arriva praticamente nella nostra postazione, sarà rimessa in zona offensiva per i locali della Cadia Antincendi Futura, vogliosi di riscattare la sconfitta che ha bloccato una striscia di 3 vittorie consecutive, quella subita in casa di uno scatenatissimo Pescara. Onorio alla battuta, servito Cadu, attacca il brasiliano ex Giorgione, botta, ci mette la testa e fa molto bene Semeraro. Sarà calcio d'angolo per i gialloblu di casa, ancora cambio, fuori Cadu, dentro Pedro Mendes, rimasto a terra nel frattempo un giocatore dell'Itria. Servono i soccorsi, arriva immediatamente lo staff sanitario, speriamo chiaramente che non sia nulla di grave. Salutando tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento dalla Puglia, dalla Calabria e dalle altre squadre di questo avvincente girone di Serie A2 Elite, da quest'anno totalmente in diretta grazie alla divisione nazionale calcio a 5. È arrivato anche il dottore della Cadia Antincendi Futura, Thomas Marino. Si ripartirà successivamente con un calcio d'angolo con Onorio pronto alla battuta, ricordando che il risultato è 1-0 quando mancano 11 minuti e 38 secondi. L'ha sbloccata Andrea Falcone con un'accompagnata finale di Pedro Mendes. Non so cosa ci sia scritto sulle statistiche, secondo me il gol di Falcone, del numero 54 della Cadia Antincendi, classe 2002. Nel frattempo applausi della ipersportiva curva delle mamme e dei bambini di Casa Futura. Si va a accomodare in panchina Antonio Semeraro, ha preso una botta probabilmente al costato, speriamo non sia nulla di grave per lui. Attenzione al cambio perché ritorna in campo il bomber Fanelli. Sarà calcio d'angolo, Onorio batte filtrante Fanelli per un attimo, carambola su Scopelliti, la palla ancora del Palazzo, Segovia laterale, sarà prima sulla banda di destra, macina chilometri, passaggio in mezzo, si è sbloccata Rita, ecco Segovia, scivola manuale bellissima di Pedro Mendes che dice di la rimessa sarà addirittura Futura perché Pedro Mendes ha avuto la abilità di far carambolare il pallone sul corpo dell'avversario. Si può giocare, attacca Umberto Onorio, Onorio per Scopelliti, ancora Falcone,
un lampione a LED del Palasport pronto a far tremare tutti gli sportivi, ma è fissato molto saldamente sul tetto. Dopo la botta, questa volta il filtrante in verticale di Fanelli finisce out. Poca Itria in questi 9 minuti, ma la gara chiaramente è lunghissima. Tanta futura, specialmente nei primi 6 minuti di questa sfida, con un pressing alto davvero prodigioso che ha sicuramente provocato il gol, ma a parte questo ha creato tantissime palle gol con Cadu, Falcone, Onorio, anche Scopelliti e Pedro in assoluta evidenza. Si è rivisto anche Pisetta, ma adesso in panchina, probabilmente preservato per ritrovare una giusta condizione. Si può giocare fallo per la Cagliari Antincendi Futura, il fallo di Umberto Onorio che non è d'accordo sul fischio e va a chiedere spiegazione. Sarà punizione per l'Itria. Alla battuta il numero 12 William Foppa. Ci siamo, passaggio all'indietro, si gioca Ricci, ribattamento per Segovia contro Peppe Scopelliti, la ruba Pedro, può abusare nella Futura, assist, Scopelliti c'è soprannumero, Pedro, palo pieno di Pedro, era un soprannumero clamoroso, amici sportivi. Si può mangiare le mani, anche tutti i piedi e le scarpette da calcio la Polisportiva Futura, la Cagliari Antincendi Futura. Questa è veramente un'azione ghiotta, ghiottissima. Pedro non riesce a insaccarla da pochi passi quando ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo. Tantissima cari in questo avvio, 10 e 12. Onorio per Falcone, scatenatissimi ragazzi, giallo-blu, assist, Falcone prova a metterla dentro, la palla ancora lì, poi esce, se la rimessa Futura. Palo quando mancavano 10 minuti al termine, con un soprannumero di 3 contro 2, sciupato dalla Cagliari Antincendi Futura. Adesso ovviamente attenzione alla reazione dell'Itria. Secondo la legge del gol sbagliato, il gol subito. Nel frattempo si confabula, suon di sportellate tra Fanelli e Scopelliti, i due si vanno a chiarire con gli arbitri. Alla battuta Umberto Onorio, 10 minuti già caldissimi, dove sinceramente la squadra di casa ha fatto tantissimo. Falcone di poco al lato, continua a fare benissimo la Futura, probabilmente già da adesso il secondo gol poteva essere realtà nell'azione di qualche istante fa, con Pedro Mendes al tiro, ha preso completamente il palo, è il fulgido esempio. 9 minuti e 54 secondi, mister Tonino Martino rimanda in campo Erel Pisetta ed è il 5 Andrea Falcone, veramente carte in più in questo avvio. Onorio, palla sulla schiena di William Foppa, si può giocare ancora, si vanno riempiendo nel frattempo ancora di più le platee del Palattina di Lazzaro. Intanto in gestione la Casa Futura ormai da tanti anni, ristrutturato a più battute, un restyling che sta continuando anche in questi mesi per renderlo sempre più funzionale anche in chiave polisportiva. Onorio finta, la palla finisce in out, ma la rimessa sarà ancora una volta per i calabresi. 9 punti in classifica per la Cagliari Antincendi Futura, 6 per l'Itria, adesso in difesa Pisetta, assist per Pedro di testa Palazzo. Direttamente al pubblico, 9 e 21, rimessa ancora una volta giallo-blu. Onorio alla battuta Umberto Onorio, anche Onorio, Pedro al volo, un gran gol, fantastico riscatto di Pedro con dedica a casa dopo il palo e solo rete per lui. 9-10, 2-0, continua il dominio giallo-blu, un benedicere al momento veramente spumeggiante per i ragazzi di Tonino Martino e Umberto Onorio. Bellissimo schema, perfetto di Pedro Mendes, arrivato dalla L84 alla Serie A. Fanelli riscossa,
Onorio c'è, la difesa futura è attenta, la casa Vincendi non molla, si gioca, non è ancora power play per l'Itria, attenzione Segovia, palo pieno anche qui, poi c'è il tocco di Fanelli, riscossa Itria, ci ha provato Segovia, tantissime azioni gol, un palo a testa, dopo quello di Pedro è arrivato quello di Segovia, molto bene, la riscossa è lì, Fanelli da qualche passo non riesce a realizzare. Si gioca, Pedro è scatenato, 1-1, supera l'avversario con un tunnel, poi la palla finisce direttamente a Palazzo. Continuano le proteste, la formazione ospite, non so qual è l'argomento del contendere sinceramente. L'arbitro va a parlare col crono. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Sì, peccato che è rientrato, serve la sua energia adesso, anche perché l'Itria chiaramente in questa fase finale di primo tempo cercherà l'arembaggio di diminuire il gap. Nel frattempo Semeraro mette a serio rischio l'incolumità di un suo dirigente, la palla era geometricamente perfetta per non fargli male. 8 minuti e 21, si può giocare. Cadu, palla in out ancora una volta, time out questa volta chiamato nuovamente dalla formazione pugliese, ricordando il parziale, il punteggio, mancano 8 minuti e 17 al termine del primo tempo, comanda le danze la Cadia Vincendi Futura con il risultato di 2-0, frutto dei gol di Andrea Falcone dopo una manciata di minuti e successivamente di Pedro Mendes, che ha realizzato direttamente dalla rimessa su assist bellissimo del compagno di squadra, davvero una realizzazione fantastica che va a riscattare il palo colpito poco prima dal giovane talento brasiliano. Poco dopo, però qualche istante fa, l'Itria si è fatta sotto con grinta e con grandissima voglia di reagire. Ci ha provato il bomber al momento con 10 realizzazioni della formazione di mister Bruno, ovvero Segovia, che ha colpito completamente il legno sulla ribattuta. È stato davvero pericoloso il tocco del numero 9 Giuseppe Fanelli, che ritorna in scena. Fanelli, D'Aversa, Ricci, Segovia e Palazzo per l'Itria Football Club. Dall'altra parte Cadu, Pedro, Onorio e Pisetta, giocatori in movimento totalmente a marchio brasiliano, con Paolo Parisi in porta. Si gioca, retro passaggio pericoloso, Fanelli deve scenare l'Itria, passaggio per la terza, mette estrema pressione Pedro che la ruba, è una furia Pedro, sta giocando una partita incredibile. Onorio la ruba, Umberto Onorio, passaggio all'indietro per Cadu, ora per Ariel Pisetta, 7:54 da giocare, gara palpitante, Onorio salta l'avversario, poi cerca una magia, mini sombrero alla Cafu, per usare una metafora prettamente calcistica per Umberto Onorio, poi ha provato l'inchiodata di punta senza riuscirci. Voleva ovviamente l'incrocio dei pali, sarebbe stata una giocata magica, così come ci ha abituato durante una carriera veramente pazzesca. 7 minuti e 39. Umberto Onorio dà qualche indicazione al suo compagno di squadra Pedro. Alla battuta Umberto Onorio, servito Pisetta, ora per Cadu, macina chilometri con la mancina, tutto mancino, passa la palla molto bene, gliela ripassa Pedro, sì, Cadu, grande risposta di Palazzo, ancora un'azione molto pericolosa della Cadia Vincendi Futura. Probabilmente Cadu aveva l'imbarazzo della scelta, poteva anche servire Onorio sulla banda di sinistra, invece ha preferito servire il compagno Pedro sulla banda di destra, e gliel'ha ripassata, è arrivato comunque il tiro.
probabilmente molto meno pericoloso di quel che ci si poteva aspettare con un nuovo sovrannumero. Si gioca Onorio ancora per Cadu, rischia poco la Cali. Parisi fiondatissima, Pedro non ci arriva per un non nulla, comunque ringrazia. 7 minuti e 11, tutto pronto per i tentativi di riscossa del team dell'Itria, già partiti. Segovia per Panelli 1 contro 1 contro Onorio, passava in mezzo a Aversa, Parisi si abbraccia nel 2 prima di fair play. Sarà pallone per la Cadia Antincendi Futura che opterà per un cambio, ritorna in campo Peppe Scopelliti, idem Andrea Falcone fuori, Pedro Mendes, Umberto Onorio. Tutto pronto per ripartire. Scopelliti, Cadu, ancora Scopelliti, Cadu, imbattamento per Andrea Falcone, Cadu, Scopelliti, con la punta, bravissimo Ferreri e Pisetta, mossa alla Ciancividini per Pisetta. Ottimo Palazzo che si fa trovare pronto e ancora una volta dominio Futura. Falcone ci prova senza riuscirci. Sono veramente innumerevoli le azioni da gol, i tentativi a rete della formazione gialloblu. Era davvero storta fino all'interno dell'Inter, era un piccolo barlume con il palo di Segovia, si è vista veramente poco. Chiaramente hanno ancora 26 minuti per vincerla o quantomeno provare a pareggiarla prima con estrema razionalità. Non devono farsi prendere al panico gli atleti della formazione pugliese, si attaccano Ricci per Segovia, estrema difficoltà la formazione pugliese con due piedi uniti Falcone, nuovo contrasto vincente che riparte con l'attacco della formazione ospite. La Versa senta l'avversario, è finito in out. Sarà rimessa per Pisetta, ora per Scopelliti per Falcone, Andrea Falcone, Iarupa, attenzione, Segovia, salta l'avversario, Parisi, c'è la botta pericolosissima. La formazione dell'Itria ci ha provato Segovia, gara tutt'altro che chiusa. Si può ripartire. Cadu, 5 minuti e 33 di passione in questo primo tempo. Scopelliti per il Pisetta, ora Cadu per Falcone, ancora Cadu, Scopelliti, ondata molto intelligente, comunque la ruba di dimensione botta sui piedi di Pisetta. Palazzo totalmente in out. 5 minuti 7 secondi. Il risultato. Abbiamo aggiornato anche il display per un piccolo problema tecnico, era rimasto l'1-0. Si gioca Scopelliti per Pisetta, ancora Scopelliti, Falcone per Cadu, si gioca William Poppa per Ricci, la banda di sinistra, ribattamento botta Scopelliti. Chiaro che l'Inter adesso dovrà provare a riavvicinarsi e sta provando a prendere il controllo del gioco. Cadu la ruba per un attimo, poi palla fuori, rimessa ancora una volta per la Cadia Antincendi Futura alla battuta per Scopelliti. Filtrante Falcone 1 contro 1, fuori di poco all'altro. 4 minuti 26 secondi. Palla scorre dalle mani di Paolo Parisi e si gioca Parisi per Ariel Pisetta con l'esterno per Cadu,
ribaltamento per Falcone, la palla carambola, conquista, è sempre con l'esterno, serve la Versa, si gioca, Ricci rifà qualcosina, palla in out, rimessa Cadiant, Incendi Futura, ritorna in campo Fanelli, cambio anche per la Cadiant Incendi Futura, tutto il Brasile è in festa, è ritornato in campo il numero 20 Vitor Borges, al secolo Vitigno dalla scuola calcio di Marzio Toni, Vitigno per Scopelliti, ribattimento per Cadu con la mancina, ancora Scopelliti, palla in out, una delle poche trame che non è riuscita in questo momento agli uomini del mister Roberto Onorio, si gioca Fanelli per Ricci, la terza per Ricci, Valentino Ricci ancora per la terza, Onorio gliela rubata, palla in out, Onorio che veste la fascia di capitano un po' come è accaduto per larga parte della scorsa stagione, complice l'infortunio di Giancarlo Cividini, con la speranza di vederla nuovamente in campo il pivot brasiliano così bene ha fatto in questo inizio di campionato, alzando il livello tecnico di tutto il campionato. Vitigno per un attimo ci ha provato Vitor, dall'altra parte colpo di testa che finisce in out di Andrea, sarà rimessa Cadiant Incendi Futura, si può giocare. Onorio, Roberto Onorio ci ha provato con la magia Pedro Mendes, sarà ancora palla in out, rimessa pericolosissima, Palazzo, fiondatissima lì dove non c'è nessuno, 2 minuti 46 secondi, probabilmente uno dei primi tempi più belli e più dominati per la Futura in questo inizio di campionato. La gara con Taranto è sempre stata molto più intensa e palpitante, ma chiaramente stiamo parlando di situazioni molto preliminari, la gara è lunghissima e basta un non nulla per riaprirla per la formazione pugliese. 2 minuti 31 secondi, 2-0 il risultato, Fanelli nervosissimo, si becca un'ammonizione, arrabbiatissimo Bomber Fanelli, 2-31, ancora cambio, ritorna in campo Valentino Ricci, si fanno sentire i giovani tifosi alla scuola calcio della Cadiant Incendi Futura, si può ripartire. Scopelliti, Onorio ancora per Scopelliti, rischia qualcosina per Scopelliti, la palla è ancora per Parisi con le mani, fiondata geometrica davvero interessante, c'è un tocco, sarà calcio d'angolo per i colori giallo-blu. Torino Martino parlotta con Paolo Parisi, probabilmente proprio su quel lancio sarà Onorio alla battuta, servito Scopelliti di prima intenzione, la palla finisce in out. Tanto fair play tra Valentino Ricci e Onorio, sarà ancora una volta rimessa offensiva per la Cadiant Incendi Futura, parte Onorio, non ci arriva Scopelliti, attenzione alla caviglia di Peppe Scopelliti che frana al suolo, botta al malleolo per Peppe Scopelliti sperando non sia nulla di grave, pedina imprescindibile per i colori della Cadiant Incendi Futura, ormai un veterano di questi colori, zoppicando si accomoda in panchina, ci sarà sicuramente un cambio, si ritorna in campo Andrea Falcone, si gioca, passaggio rischiosissimo, Valentino Ricci a testa alta per Fanelli, Parisi c'è con 2 pugni, palla fuori. Per chi non l'avesse vista vi consiglio di andare a guardarvi l'intervista a Paolo Parisi e suo fratello Gianluca, portiere della Pirossigeno Cosenza della nazione italiana, che abbiamo realizzato durante la gara di Coppa della Divisione proprio qui al Palattina. Botta di Fanelli, Falcone c'è sulla traiettoria, un'intervista davvero intrigante anche perché sono 2 di 5 fratelli, tutti portieri, ma a parte questo ci sono tantissimi significati davvero che non parlano soltanto di calcio a 5, parlano di vita, di sport, di socialità e di famiglia. Si gioca, la ruba Onorio
apertura che non riesce per Vitigno, che non ci può mai arrivare. 1 minuto e 32. Ovviamente l'intervista la trovate sulla fanpage della Futura e sul canale YouTube della società stessa. Si gioca in diretta sul canale YouTube della divisione nazionale calcio 5 all'interno di questo venerdì sera classico del Palattinà. Ribaltamento elegante, Fanelli, botta, c'è Parisi, comodissimo. Apertura per Falcone per Pedro Mendes, ancora Vitigno per Falcone, dai vai, interessante ma la ruba molto bene Segovia. Falcone con una scivolata tranquillizzante, continua a riscaldarsi Ariel Pisetta. 1 minuto 4 secondi, le proverà tutte l'Itria per diminuire o azzerare il gap fino in fondo, fino alla fine. Botta di Fanelli sul colpo di Vitor che non molla. Palazzo per non rischiare spedisce la sfera direttamente vicino a nonno Carmelo, tifosissimo anche lui del mondo giallo-blu. Sono ormai tante le trasferte che il tifoso nonno Carmelo ha fatto insieme ai giallo-blu. Bellissima la girata nel frattempo di Pedro Mendes, fondamentali a spavento con un dorsale davvero bellissimo. 46 secondi, Onorio per Falcone, Onorio ancora, Onorio, botta, Palazzo c'è ma gli era sfuggita però un attimo, poi ci ha messo un cerottino. Si gioca lancio lungo, lì non c'è nessuno. Mister Bruno dovrà sicuramente resettare la materia grigia e l'aspetto fisico dei propri ragazzi, davvero in estrema difficoltà in questo primo tempo. Si gioca Umberto Onorio per Falcone di tacco elegantissimo e Pedro Palazzo come può, poi rischia qualcosina, palla fuori. Grande gesto di fair play di Pedro Mendes che va a alzare Foppa. 12 secondi, non è ancora finita, può provarci la Futura. Pisetta, 9 secondi, Falcone la stoppa, palla in out, 6 secondi ancora. Si gioca, fiondatissima, Onorio di testa. Finisce così il primo tempo, gol di Andrea Falcone e di Pedro Mendes. Tantissima Cadi Antincendi Futura, poca Itria, ma il futsal è bello anche per questo. Ci saranno 20 minuti per provare per la squadra pugliese una clamorosa rimonta. Andiamo in pausa, torneremo ovviamente per il secondo tempo di questa sfida in diretta sul canale ufficiale della divisione nazionale calcio a 5. Tra pochissimo.
siamo, ben trovati, secondo tempo in diretta del canale nazionale della divisione calcio a 5, prontissimi per tornare in scena all'interno della sfida del venerdì sera tra la Cadia Incendi Futura avanti in due reti contro l'Itria Football Club. Il dirigente giallo Tripodi va a dare il 5 a Peppe Scopelliti, provano a caricarsi i ragazzi giallo-blu. Parisi, Pisetta, Onorio, Cadu e Scopelliti dall'altra parte prontissimi. Segovia, Valentino Ricci da Versa, con ovviamente Palazzo in porta. Completa lo scacchiere il numero 13 Antonio Semeraro, pronti per ripartire. Attacca Onorio per Pisetta, fantastico tocco di Pisetta, apertura di Onorio e Peppe Scopelliti, bella la trama che non si concretizza fino in fondo. 19:49 a giocare. (2-0) il punteggio, 2 gol da amministrare per i giallo-blu che partono subito col pressing alto con Cadu, Scopelliti e Pisetta. Il rombo lo completa Onorio da ultimo, fiondata di gioco pericoloso probabilmente, la palla comunque finisce in out. La rimessa per l'Itria Football Club, attacca la formazione pugliese di mister Bruno. 19:33 sul cronometro, secondo tempo. Deve provare a tutte l'Itria, ma deve chiaramente mostrare un volto diverso rispetto alla prima parte di gara. Pisetta, sono stati innumerevoli le palle gol della formazione giallo-blu. Un gol per Falcone, un gol per Pedro Mendes, un palo per Pedro Mendes e poi tantissime azioni gol. Dall'altra parte un palo pieno di Segovia e un tentativo pericolosissimo di poco alto per Fanelli. Si gioca, attenzione, Valentino Ricci cerca l'assist, si combatte a centrocampo, finta dopo finta da Versa, ancora per Segovia, 1-to-1, torna indietro, passa la palla al tiro di D'Aversa che non si concretizza. Già apertura, Onorio prova a saltare l'avversario senza riuscirci. 18:51, attacca l'Itria Football Club. Passaggio indietro, Segovia parte addirittura da ultimo il laterale, passaggio col piatto, contropassaggio, se la va a riprendere il capitano Valentino Ricci. Dall'altra parte del Segovia, presto Onorio, Ricci, Palazzo, palla ancora una volta in platea. Tanta gente anche questa sera al Palattinà, doppio appuntamento, considerando che al martedì abbiamo raccontato della Coppa della Divisione. Anche in quel caso una Futura davvero in palla ha messo in estrema difficoltà il team di Serie A della Pirossigeno Cosenza all'interno di un vero e proprio derby di Calabria. Calabria quest'anno in questo genere è rappresentato anche dal Soverato. La Pirossigeno invece rappresenta la massima realtà del futsal calabrese. Si gioca, passaggio all'indietro, gol esterno, Onorio mette pressione, ha preso una botta Umberto Onorio alla caviglia ma resiste. Cadu, forse c'era un cambio per lui. Cadu per Pisetta, Ariel Pisetta, 18 minuti 8 secondi, non riesce a sganciarsi Cadu, passaggio all'indietro per Paolo Parisi. Parisi fiondatissima, c'è Fanelli ma c'è anche Scopelliti, assist per Pisetta, fantastico tentativo di Pisetta, la palla ancora lì, Cadu, botta, palo di Cadu, pericolosissima ancora una volta la Cadia Incendi Futura. Il dominio continua. Si gioca, palo esterno a dirla tutta per il brasiliano Cadu. Si gioca, passaggio all'indietro per Segovia che parte ancora da ultimo, poppa per Fanelli, ribattamento non ci arriva a pieno. Bello il gesto atletico. Nel frattempo un po' di nervosismo tra Segovia e Pisetta che è già pronto alla battuta. Davanti agli occhi il mister Tonino Martino, davvero ben preparato fino al momento questa sfida per i giallo-blu che provano ad attaccare. Onorio, Umberto Onorio verticale, Palazzo come può, poi palla in out. 17 minuti e 18 secondi. Se la rimessa Cadia Incendi Futura, ma l'arbitro va ancora a segnalare qualcosa.
si arrabbia il dirigente dell'Idria che viene ammonito. Onorio, Scopelliti, Cadu e Pisetta insieme a Paolo Parisi. Per il giallo-blu dall'altra parte c'è Foppa, Segovia, Fanelli e Valentino Ricci, intanto più esperto insieme al giovanissimo Palazzo che può disporre mister Bruno, pronti a ripartire. Continua la torzina sugli spalti, come potete sentire al sound dei tamburi dei giovanissimi della scuola calcio Cadi Antincendi Futura. Alla battuta a Cadu si gioca Onorio per Scopelliti, per Scopelliti ancora per Onorio prova a servire Pisetta, l'idea c'era, palla lunga. Sono trascorsi quasi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, il risultato non si sblocca nonostante il palo di Cadu di qualche minutino fa. 2-0 frutto delle marcature dopo una manciata di minutini per il numero 54 Andrea Falcone e il raddoppio di Pedro Mendes. Si gioca sulla schiena di Cadu, la palla finisce sul tetto, sarà rimessa per il team pugliese. Idria pronto alla battuta, mentre c'è un cambio, Tonino Martino rimanda in campo Andrea Falcone in luogo di Eril Pisetta. Non sono ancora entrati in casa Futura il giovanissimo Domenico Turiano, Cristian Melito che ha fatto molto bene nella gara di qualche giorno fa contro la Pirossigeno, Alessandro Squillaci e il secondo portiere direttamente a Bagnara Calabra Andrea Ramondino. Si gioca, mette pressione la Futura, palla in out. 16 minuti 41 secondi. Umberto Onorio pronto a battere. Schema d'attacco, attenzione, Scopelliti, cade per terra Fanelli, non c'è il fallo. Falcone non si intende con Onorio, palla in out. Sarà rimessa Idria. Gara che potrebbe diventare davvero mentale a questo punto. Servono nervi saldi in casa Futura. C'è il fallo di Cadu che con estremo fair play va a chiedere scusa al numero 8, il capitano Valentino Ricci. Sono trascorsi quasi 4 minuti dall'inizio del secondo tempo. Si può ripartire testa sulla partita che è tutt'altro che finita. Falcone bravissimo, intenso, palla fuori, sarà rimessa a fondo campo per l'Idria Football Club. Si può ripartire. Segovia decide di spazzarla via per non rischiare. In panchina accanto al mister Tonino Martino c'è ovviamente il direttore tecnico Angelo Sacca. Attenzione Fanelli, palo esterno, ingenuità di Cadu, forse il primo errore della sua serata, palo di Fanelli. Questo ovviamente lascia dimostrare come sia ancora apertissima questa gara. Bravo Scopelliti, il gioco aereo per Onorio macina chilometri, la ruba l'Idria che prova a crescere l'intensità galvanizzandosi dopo il palo, ma Falcone in ogni dove. Attenzione alla botta di William Foppa. Cambio fuori Cadu dopo questo errore, si chiarisce con Tonino Martino, sono sicuro che lo rivedremo quanto prima. Ritorna in campo l'energia e l'effervescenza di Pedro Mendes. Si gioca Onorio, Umberto, passaggio morbido, ci mette un piede molto bene Segovia. 15 minuti e 39 al termine della sfida. E il secondo palo questa volta per la formazione ospite, c'è proprio il bomber Fanelli, ingenuità di Cadu. Falcone per Pedro la stoppa elegantemente, poi la perde, c'è un fallo del numero 12 William Foppa proprio su Pedro Mendes che questa sera sta giocando davvero una bella partita, intensa, sul pezzo. Si riscalda ancora una volta Ariel Pisetta. Vi stavo raccontando della lunga panchina della Cadi Antincendi Futura. C'è mister D'Arrigo che è anche capo allenatore dell'Under 19, partita carichissima anche in questa stagione, il vicepresidente Filiberto Mallamaci, il team manager Pasquale Casciano.
Onorio per Peppe Scopelliti. Ritorniamo alla cronaca live sul canale ufficiale della divisione nazionale calcio a 5. C'è sportellata nel frattempo tra Segovia e Falcone. Segovia rischia tantissimo perché è già ammonito. Vediamo cosa decide l'arbitro. Falcone chiede spiegazioni anche lui, avvertimento anche per Falcone. Onorio mette pressione lì, attenzione all'indole, Falcone salta l'avversario, non riesce a trattare il secondo, sarà rimessa per la formazione pugliese che cercherà con intensità a mettere in estrema difficoltà la formazione cara al presidente Nino Mallamaci. Mette pressione la futura Onorio, la ruba Pedro, non c'è il fallo, poi arriva. C'è anche ammonizione, gioco pericoloso del numero 12 William Poppa. Giocata brasiliana per Pedro Mendes che con un tocchetto per arginare l'avversario si è andato anche a compensare questo fallo di ostruzione. Pisetta alla battuta, Ariel Pisetta. Papula col crono, il signor Mancuso di Lamezia. Si gioca Pisetta per Scopelliti, per Falcone, puntetto quadrato per il mister Martino e Umberto Onorio, adesso è in panchina. Si gioca contrattacco Idria, 14:48. Fanelli, ribaltamento contro ribaltamento, fiondata Parisi, c'è, rischia un clamoroso autogol, la futura ha salvata Pedro Mendes, la palla scivola dalle mani di Parisi. Pedro Mendes, questo vale come un gol, questo vale come un gol. Sarebbe doppietta per Pedro Mendes se vogliamo ragionarla in termini avanzati. 14:27, grandissimo salvataggio del numero 23 con la testa sulla partita, rischia tantissimo. La futura Parisi si riscatta così. La curva della Cadient Incendi Futura prova a caricare Paolo Parisi dopo questo errore. Calcio d'angolo, Segovia, bravissimo Pedro, altro gesto importantissimo della sua partita. La ruba Scopelliti per Falcone, non c'è il day by, sarà rimessa Idria, non c'è il fallo, si gioca, prova a crescere l'intensità l'Idria, non c'è ancora il power play. Pedro con la scivolata, bravissimo ancora una volta, gran partita per Pedro Mendes. Si gioca Poppa, botta alta. 14 minuti da giocare. Si gioca a Scopelliti, ancora palla in out. Tocca Segovia, assist per D'Aversa, la palla scorre tra i piedi di Paolo Parisi, cerca l'assist, in questo caso Scopelliti senza riuscirci, palla avanti, bravissimo Pedro, una mano tirata, l'arbitro se ne accorge dopo, ma se ne accorge, nervosissimo Segovia, il pubblico reclamerebbe ammonizione. Graziato Segovia, sarà rimessa per la Cadient Incendi Futura. Atmosfere calde qui anche sugli spalti. Alla battuta gol di questa serata per Pisetta, ora per Umberto Onorio, ora Falcone cerca un'idea per Pedro Mendes, è
vero che Petromente sta giocando un partitone, ma prendere anche questa sarebbe stato sicuramente futuristico. Si gioca a 13:22, lancio di Valentino Ricci, testa di Pisetta, la palla scorre, l'avversa lascia scorrere, 13 minuti e 14 secondi, 2-0 il punteggio, gol di Falcone e Pedro Mendes, ma la gara è tutt'altro che sigillata, amici sportivi. Onorio botta, attenzione al rimorchio, si combatte fallo di Pedro Mendes, questa volta è evidente, si va a prendere anche il giallo, mano, maglietta tirata un po' come quella di qualche istante fa di Segovia, ma questa volta arriva il cartellino. Pronto a rientrare Segovia con la sua numero 10, cambio anche per Tonino Martino, ritorna in campo il duttile Vitigno. I tifosi nel frattempo si congratulano con la grande partita di Pedro Mendes, ma dobbiamo rimanere, chiaramente la futura deve rimanere completamente con la testa sulla sfida. È lunghissima, ragazzi, e l'Itria ha tutte le carte in regola per provare a riaprirla. Alla battuta Segovia, Paolo Parisi sistema Vitigno come se fosse una sagoma cartonata agli allenamenti. Parte Segovia, il bomber, Parisic, palla direttamente in out, la rimessa Itria. 12 minuti e 53 si gioca Segovia. Valentino Ricci, mette pressione Vitigno, Onorio la ruba, Onorio sopra il numero, Onorio la mette in mezzo, sicuro Palazzo, apertura per William Coppa per Valentino Ricci, si gioca, apertura ancora per Segovia, bravissimo con l'esterno, la tiene in campo, no, dice l'arbitro, non riesce a tenere in campo il giovane promettente della Versa, era rimessa per la Cadia Antincendi Futura. Vi ricordo la replica su questa sfida ogni lunedì alle 19 sul canale 77 di Reggio TV. Pisetta dialoga con Onorio, finta, Vitigno la mette in mezzo, Falcone gliela ripassa, Vitigno c'è, Palazzo c'è, 12 e 17. Pisetta, siamo in diretta dal Palattina di Lazzaro, 12 minuti 5 secondi, pronto a rientrare in campo Cadu, 2-0 avanti la Futura. Pisetta alla battuta, servito Vitigno, la mette in mezzo, botta di Pisetta, rischia il terzo gol. Oggi più che mai la formazione giallo-blu si gioca. Attacca l'Itria, sportellate, ma non c'è il rigore su Fanelli che pretendeva qualcosa di più. Campo aperto, Pisetta come può, palla fuori. Fanelli dialoga a distanza con Paolo Parisi che se la ride, voleva il rigore il numero 9 dell'Itria, protesta anche il mister. Atmosfera calda per il team pugliese che le proverà tutte da qui fino alla fine per recuperare. Cadu per Paolo Parisi, ancora Onorio supera l'avversario, serve sulla banda di Vigna, la mette in mezzo, tutto da manuale, ma Cadu viene fermato da un Palazzo di nome e di fatto, Supremo Palazzo, che dice di no. 11 e 14. Rimasto a terra nel frattempo Segovia, gioco interrotto, Pisetta parlotta con il mister Bruno nel frattempo. Paolo Parisi prova a incoraggiare il suo compagno Cadu, che da due passi non è riuscito a insaccarla. Chiaro che è stato anche molto merito del portiere Palazzo, grande intervento di Pasquale Palazzo. Tocca asciugare nel frattempo il rettangolo del Palattina di Lazzaro. 2-0 il punteggio, non cambia, lo stesso punteggio con il quale è andato a terminare il primo tempo.
Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento sul canale ufficiale della divisione. Sarà calcio d'angolo. Di sofferenza, anche perché è tutto tranne che concluso. E attenzione alla legge, vi raccontavamo prima il gol sbagliato, gol subito. Sarà calcio d'angolo comunque sia per la Cadia Antincendi Futura. Qui siamo. Onorio, Pisetta la cicca, attenzione con l'esterno, c'è Vitigno in ogni dove. Vitor bravissimo a sbarazzarsene così. Pisetta per callo, la gara è diventata anche molto fisica e maschia. Parisi, fiondata, palazzo di testa, la palla finisce in out, sarà rimessa Futura per guadagnare minuti e centimetri o metri o chilometri, scegliete voi sul rettangolo di gioco. Gli americani direbbero yard all'interno di una metafora parallela col football americano. Si gioca, Onorio palla direttamente al suo co-allenatore Tonino Martino, la rimessa è per l'Ites che c'è da soffrire, ma non c'è ancora il power play. Si gioca batti e ribatti, la palla scorre, Palazzo con l'esterno Semeraro che è rientrato, prova a uscire, Vitigno è veramente in ogni dove. Tanti interventi a sporcare il pallone per Vitigno. 10 minuti 26 secondi. Si gioca linea, ancora palla in out. Valentino Ricci con l'esterno, Pisetta capisce l'intenzione della terza, palla in out. La metà esatta del primo tempo. Fanelli, Robert Fanelli indietro, ribattimento, Semeraro in destra, ancora Semeraro, Fanelli la ruba Onorio per un attimo, ancora Semeraro contro Onorio, la terza rimessa Ibria, intervento di Cadu secondo l'arbitro non è al 100% corretto. Pisetta da manuale, parte il contropiede, potrebbe tirare, la mette in mezzo Vitigno, non ci arriva per un non nulla. Che capolavoro la rubata di Pisetta. Nel frattempo Cadu ci mette tutta la forza che ha, 9-38 su Valentino Ricci in mezzo al campo per Vito Fanelli dove non c'è nessuno, palla in out. 9 minuti e 20, ritorna in campo Andrea Falcone, il luogo di Vitigno, che a mio avviso rivedremo in campo quanto prima. La rimessa per la Cadia Antincendi Futura, in quintetto il mister Tonino Martino, schiera Parisi, Scopelliti, Cadu, Pisetta e Falcone, non può mai arrivare a questa sfera. Dall'altra parte Palazzo, Semeraro, Valentino Ricci, ora per la terza con Fanelli nel ruolo di pivot. Attacca Fanelli, scarta l'avversario, poi finisce in out, si dispera il numero 9. Ancora una volta rimessa per la Cadia Antincendi Futura. Cadu per Andrea Falcone, ora per Peppe Scopelliti, ancora Falcone per Scopelliti, Pisetta se la porta avanti, batti e ribatti, Scopelliti ne esce così, botta sul corpo di un giocatore della Futura, bravissimo Pisetta che subisce il fallo tentativo ma più che altro di irruenza verticale del giocatore ospite, che si è ritrovato Pisetta davanti durante la sua incursione. 8:40 da giocare, in campo un Onorio, eccolo servito, è uscito Ariel Pisetta, non è ancora al 100% Pisetta, pedina fondamentale del club. Cadu in ogni dove, parla il mister Martino, un giocatore di provata esperienza, il ruolo di portiere per tantissimi anni nella massima serie del calcio C. C'è un time out, siamo
chiamato dalla formazione ospite. A mio avviso al rientro al time out è possibilissimo che il mister Bruno opti per un power play. Alexandre Bruno da Silva, vedremo se sarà così. Ovviamente 8 minuti e 30 sono veramente tanti e vedremo cosa accadrà. È un po' il motivo che stiamo raccontando all'inizio della partita, andando a riepilogare i gol. Andrea Falcone inizio gara, dopodiché gran gol di Pedro Mendes. Nel computo dei pali Pedro Mendes ne ha uno, Cadu ne ha un altro, 2 pali anche per la formazione dell'Itria, con il bomber Fanelli sicuramente e con Segovia pronti a rientrare dopo il time out. Ultimissime indicazioni di mister Tonino Martino e Umberto Onorio. Mister Angelo Sacca parlotta con la terna arbitrale. Pronti per ripartire. Sembrano la terza. Fanelli parte la puntina Segovia con Palazzo ovviamente in porta. Grandissimo intervento di Palazzo poc'anzi, una triangolazione da manuale. I ragazzi di Tonino Martino qualche istante fa. Cadu con il due passi non riusciva a insaccare. C'è anche il grande intervento del portiere pugliese. Si gioca 8-24. Doppia finta, se la va a prendere Fanelli, ribaltamento verticale, anzi diagonale, ci la mette in mezzo, ci arriva la terza, la palla finisce in auto, mister D'Arrigo, sarà rimessa a Cadia, vincendo in futuro. 8 minuti 9 secondi a giocare. Onorio per Francisco Bellini, Cadu per Falcone per Scopellini. Bella libera, non ci può mai arrivare Andrea Falcone. Comunque grazie per Scopellini, si conoscono a memoria i due. Attenzione al cambio, ritorna in campo Pedro Mendes. 7 minuti 55 secondi al termine della sfida. Fanelli di tacco, leziosismo, stop di petto del suo compagno di squadra Semeraro, che resiste per un attimo e poi la perde. Onorio, anche lui corre verso, è Parisi che non rischia. Scopellini prova lo stop, difende molto bene William Poppa, dall'altra parte è già pronto Fanelli, non riesce a bloccare lo schifo. Falcone, bravissimo Andrea Falcone, scivola da plastica. 7-28, tocca asciugare il rettangolo di gioco, non se ne accorge nessuno. Attacca a Poppa per Segovia che è rientrato in campo. Se la va a riprendere Fanelli. Ora Segovia, 10 secondi al termine della gara, verticale, la palla scorre e finisce in out. Pronto alla battuta Paolo Parisi. Falcone per Onorio, ancora Andrea Falcone, esce bene Pedro Mendes, gliela ripassa a piccoli passi ma con grande razionalità futura. Falcone finisce in out, ma questa azione balza secondi spesi e tanto ordine in campo, geometrie molto significative. I ragazzi del Martino che sono in fiducia, è inutile negarlo. Si gioca Fanelli, la ruba Scopellini, poi Pedro Mendes, Falcone, ancora Scopellini, Onorio, ancora Peppe Scopellini, cerca la fiondata di tacco Segovia che non è riuscito a tenerla in campo, sarà rimessa futura. Fanelli e Segovia con Fabio stanno cercando la ricetta per rimettere in sesto questa sfida. 6 minuti e 24. Sicuro che rivedremo in campo tra pochissimo sia Cadu che Vitini, giocatori davvero energici. Cadu chiaramente deve lavorare tantissimo, è arrivato dal Brasile dopo una lunga sosta della sua esperienza italiana. Attenzione a questi passaggi orizzontali, anche a Scopellini qui rischia qualcosina, poi palla fuori. 6 minuti 16 secondi. Adesso ragazzi è Vincendi Futura, deve fare molta attenzione a non entrare nell'aspetto psicologico negativo del dover gestire i risultati. La chiave di volta
centrocampo. Power play, adesso ci siamo. E il numero 22, il giovane promettente Andrea D'Aversa, incaricato nel 5 contro 4, 5,51 sul cronometro. Lebron tutti adesso la formazione ospite. Segovia, Ricci, Segovia, ancora per Ricci, ribaltamento, attenzione, la porta è vuota, si immola D'Aversa, poi gran calcione. Ancora discussioni tra Segovia e Pisetta, l'arbitro va a tranquillizzare gli animi, sarà rimessa a Pisetta per Scopelliti. Ancora per Onorio, Onorio dalle parti di Pisetta, Pisetta 1 contro 1, palla fuori. Sarà calcio d'angolo per la Cadient Incendi Futura, anche per guadagnare ulteriori secondi e tenere a bada la formazione dell'Idria Football Club. Onorio pronto a battere in diretta su Divisione Nazionale Calcio a 5. Ci ha provato Pisetta, tiro frettoloso. Si può ripartire. 5-13. Fiondata la va a prendere Paolo Parisi, che la lascia scorrere. 5 minuti e 1 secondo. Parisi pronto a battere. Servito Scopelliti, ancora Onorio, Scopelliti, Onorio, palla fuori, ancora cambio, ancora power play fino alla fine, fino in fondo. l'Idria Football Club. Ricci, dai e vai, Ricci, continua il 5 contro 4. Segovia, palla in mezzo, D'Aversa, porta vuota e gol. Gara riaperta, Fanelli 2-1 quando mancano 4 minuti e 31 al termine della sfida. Il power play funziona, tutto da rifare o quasi. Un gol di vantaggio per la Futura e la sofferenza ha inizio ufficialmente. Scopelliti finisce in out, Peppe Scopelliti. Ancora power play. Paolo Parisi chiama a raccolta i suoi tifosi. 4 minuti e 18. Scopelliti, Falcone, Pisetta e Onorio. Assetto dei giocatori in movimento, Tonino Martino con Paolo Parisi in porta. Dall'altra parte Segovia, Valentino Ricci. L'autore del gol Fanelli. D'Aversa da aggiunto e William Foppa. C'è da soffrire in casa Cadient Incendi Futura. Si gioca. Attacca l'Idria. D'Aversa. Ribaltamento ancora. D'Aversa, Falcone la recupera, c'è la porta vuota, Scopelliti cerca un tiro deviato, palla in out. 3 minuti e 48 al termine. Sfida adesso molto psicologica. Falcone, c'era la porta vuota ma perde per un attimino il tempo Falcone. Sarebbe stato comunque difficile provare a tirare con l'avversario davanti. Scopelliti ancora per Falcone. Falcone per Scopelliti rischiando qualcosina. Parisi cicca ma la palla finisce in out. Rischia tantissimo la Futura. Mister Martino cammina davvero preoccupato davanti alla sua panchina, chiama time out. La Cadient Incendi Futura. Fanelli, D'Aversa, Ricci, ora per Segovia,
dura a morire l'Itria, le proverà tutte fino in fondo per pareggiare e provare anche a vincerla. D'Aversa ancora per Ricci, Ricci per Segovia, D'Aversa ancora per Segovia, Onorio mette pressione, D'Aversa botta, Parisic, plastico, palla in angolo, pronto alla battuta Fanelli. La palla era rimasta incastrata nella rete, Fanelli alla battuta, Falcone di petto, Segovia all'arrembaggio, 2,53 al termine della sfida. D'Aversa ancora per Segovia, Segovia per l'autore del gol della speranza, Fanelli, si gioca ribaltamenti e controribaltamenti, Segovia, William Foppa ancora per Valentino Ricci, Giuseppe Fanelli, 2,32, Segovia, Falcone mette pressione, Scopelliti, l'ultimo tocco del suo, su alla deviazione sarà rimessa Itria Football Club. Alla battuta, calcio d'angolo, Giuseppe Fanelli, la stoppa Ricci, Segovia ancora per Ricci, palla sulla banda di destra, William Foppa, ribaltamento ancora, 2 minuti 9 secondi, 129 secondi al termine della sfida. D'Aversa, una percussione di D'Aversa poc'anzi, si è riaperta la sfida, poi c'è stato il gol chiaramente di Fanelli, proprio lui con la pallone tra i piedi. 1 minuto e 56 D'Aversa, attenzione, fuori dall'impianto, time out chiamato da mister Martino. 1 minuto e 52, sono stato un facile profeta, il gol della formazione ospite ha riaperto completamente la sfida e adesso la Futura deve provare a difendersi fino in fondo, fino alla fine, nonostante le assenze, anche perché il team giallo-blu aspetta con pazienza il recupero degli infortuni del giovane talento con significative esperienze in azzurro, Gabriele Ficara, un giocatore di indubbia esperienza in questo campionato e non solo, come Simone Minnella, il capitano del club Giancarlo Cividini, fantastico il suo gol nella gara contro Taranto, ovviamente anche il recupero a pieno di Eriel Pisetta che ha giocato, ma ha stretto i denti, si è rivisto sugli spalti in platea Totò Pannuti, che da quest'anno per ragioni prettamente lavorative non fa parte del club, capitano storico del club della Cadianti Incendi Futura, con la speranza che, terminate le sue esigenze lavorative, possa tornare a illuminare la banda di destra del Palattina di Lazzaro. Memorabile un suo gol l'anno scorso, modello Cino Recoba per gli amanti del calcio a 11, praticamente alla 3/4 di campo, un arcobaleno veramente sensazionale. 1,52 si gioca a Cadu per Paolo Parisi, si deve ribattere, Onorio vuole la palla, ragazzi, Cadu per Paolo Parisi, se deve sbarazzare Paolo e fa bene, palla fuori. Pedro Mendes si va a accomodare in panchina, mossa difensiva, stessa mossa con Falcone per Cadu, situazioni alle quali ci ha abituato Tonino Martino anche nella gara contro Taranto. Si gioca William Poppa, ribaltamento, Segovia, Anelli, Segovia, terza botta, Falcone c'è, non si era accorto di averla anche rubata, si combatte ancora, tunnel, Parisi con le mani, c'è la porta vuota, Parisi, il tocco finisce lontano dalla porta. 1 minuto e 13, Paolo Parisi richiede di asciugare il parquet, non viene ascoltato, si gioca anche perché l'ultimo giro di lancette dei vostri orologi si avvicina sempre di più. 1 minuto esatto adesso di trepidazione, Fanelli si immola, Peppe Scopelliti solo schiena, tutto regolare. 54 secondi, Fanelli per Valentino Ricci, se la va a riprendere il capitano, ancora D'Aversa, c'è da soffrire, 43 secondi, Pisetta mette pressione, D'Aversa serpentina, torna indietro,
Ricci 36 secondi, una sofferenza infinita, amici del calcio a 5. Valentino Ricci, Fanelli per un attimo, c'è Pisetta, parabola bellissima e gol! Ariel Pisetta la chiude così a 22 secondi alla fine. Una parabola meravigliosa. 3-1. 22 secondi al termine. Concordo con i tifosi Futura, concordo con nonno Carmelo. Il rientro si è visto, ovviamente Ariel deve ancora recuperare condizione. 3-1, 19 secondi. Non molla fino alla fine. Gol immediato! Immediato! William Foppa! 3-2 dopo 2 secondi appena. L'ha riaperta ancora l'Itria. Die-hard, duri a morire. 14 secondi. Mai dare nulla per scontato. È il bello del futsal, amici sportivi. Non è finita qui. 13 secondi. Parisi, lancio lungo. Non ci arriva Pedro. Sono 9 secondi di sofferenza. 9 secondi ancora per le speranze dell'Itria Football Club. 3-2 il punteggio. Il Palatinà era già tutto in festa pensando che fosse finita. 9 secondi e mezzo. William Foppa con un gol magistrale ha riaperto clamorosamente una gara che sembrava già sigillata. Non finisce mai di stupire questo sport. 7 secondi, Segovia contro Onorio, out avversa. 3 secondi, non è ancora finita. La Futura deve riuscire a far trascorrere 3 secondi senza fare disastri. Onorio di testa, finisce così. Sì, la vittoria è giallo-blu, la vittoria della Cadiant Incendi Futura. Termina 3-2, onore all'Itria Football Club che non ha mai mollato di un centimetro questa gara. Successo per la Cadiant Incendi, quarto stagionale, staccata in classifica di ben 6 punti la formazione avversaria che comunque esce a testa altissima dal Palatinà di Lazzaro. L'applauso però è tutto per i ragazzi di Mister Martino e di Umberto Onorio, anche questa sera incerottati e indomiti. Nota di merito per Pedro Mendes che ha giocato una grandissima partita, ma è il gruppo qui che fa la differenza e ha mostrato ancora una volta un atteggiamento mai arrendevole. Io ringrazio la regia, la divisione calcio a 5, chiediamo scusa anche perché i primi minutini non sono stati trasmessi per un piccolo problema tecnico. 3-2 il finale, frutto dei gol di Andrea Falcone, Pedro Mendes e del Pisetta. Non sono bastati i gol del bomber Giuseppe Fanelli e di William Foppa per la formazione pugliese. Davvero tutto dal Palatinà di Lazzaro, un caro saluto e alla prossima.